Settima giornata del campionato di Serie A, il Bitonto e la Roma si scontrano in quello che è il big match di questo turno. Bitonto che occupa la terza posizione con il tiki-taka con una gara giocata in più, e invece Roma seconda con 15 punti dietro il CMB. E allora andiamo subito a leggere le formazioni con la Women Roma, che ha a disposizione Sestari, Neroni, Ceccobelli, Narcisi, Bertè, Praticò, Acquafredda, Lucentini, Vanelli, Martin Cortez, Masini, Zavattieri, allenatore Seli Gagliardo. Dall'altra parte Bitonto con Ghilardi, Misino, Nicoletti, Cenedese, Brunigna, Coda, Buquicchio, Colaianni, Grieco, Di Vincenzo, Torma, De Zio, allenatore Dino Guarino, arbitro dell'incontro numero 1 Francesco Sgueglia di Finale Emilia, il numero 2 Elio Simone di Napoli e Francesco Chimienti di Bari, il cronometrista. Avete fatto sicuramente caso al fatto che manchino le giocatrici brasiliane impegnate nel ritiro premondiale in Brasile. Da una parte Diana Santos e Lucileia, dall'altra in ex di turno Tampa, che proprio in questa estate è passata dalla Bitonto alla neopromossa Women Roma. E allora foto di rito per la Roma, in gruppo le ragazze del Bitonto per questa sfida molto interessante. Vedremo anche al netto di giocatrici così importanti come approcceranno alla gara le due squadre. Tampa è stata la giocatrice che ha segnato di più in questa stagione finora per la Roma. Stesso vale per Diana Santos e Lucileia, giocatrici importanti ormai da diverse stagioni per il Bitonto, che ha portato a referto diverse giovanissime che provengono dall'Under 19, protagonista con l'Under 19 di Lucileia. E allora partiamo con i due starting five delle due squadre. Bitonto con Lilla Torma tra i pali, poi Nicoletti con la fascia di capitano, Ghilardi, Brunigna e Alessia Grieco. Dall'altra parte invece c'è Carolina Nasestari, portiere della nazionale italiana. Intanto si parte, poi centrale è Bertè, poi Vanelli e Neroni, laterali Pratico a chiudere. La calabrese gestisce questo pallone dietro per Sestari, palla lunga del portiere della Roma, buono l'appoggio di Vanelli, anticipata Pratico, si districa il Bitonto che prova ad uscire, ci riesce allontanando il pericolo. Lilla Torma, Sestari pronta a rimettere in gioco il pallone. Vanelli, palla non facile, gestita comunque dalla Roma, poi l'errore da parte di Neroni, palla fuori, sotto pressione non è riuscita a calibrare bene il passaggio la giocatrice della Roma. Torma, palla lunga, morbida, pericolosa. 2 settimane fa il gol alla CMB ad Angelica Di Biase,
pallone che è sceso alle spalle dell'estremo difensore lucano. Torniamo a raccontare la partita con Praticò, palla per Vanelli, Brunigna riesce a intercettare il pallone, il passaggio in verticale, Greco è troppo corta, Greco recupera il pallone, può partire Ghilardi a sinistra, Greco si accentra, ancora Greco costretta a ripiegare dietro per Nicoletti, poi Ghilardi, la pressione 2 su Ghilardi, Torma, palla verso Nicoletti, Bertè va a recuperare il pallone, Vanelli, Neroni, fermata da Brunigna, Grieco, poggio della brasiliana, Vanelli, duello, la spunta, Gabi Vanelli, altra giocatrice che vedremo sicuramente in campo al mondiale. Intanto occhio Praticò di testa, dicevamo al mondiale che si terrà nelle Filippine, a Manila a breve, centro ovviamente del futsal mondiale, primo storico mondiale di calcio a 5 femminile. Brunigna, Ghilardi, palla lunga, troppo lunga per Greco, imprecisa anche, palla fuori. Bertè, buono il passaggio di Gabi Vanelli verso Neroni, Brunigna, Torma, ancora Brunigna, buono l'1-2 con Greco, Brunigna col destro, palla che finisce out, buona idea sull'asse Greco Brunigna, Neroni, Gabi Vanelli, ancora la italo-brasiliana, palla morbida di Bertè alla ricerca di Vanelli, palla che viene controllata da Torma, poi la pressione di Neroni su Brunigna, ma il possesso è ancora del Bitonto. Sono passati i primi 3 minuti di gioco, 0-0 il punteggio qui al Palapanzini di Giovinazzo. Palapanzini, intanto occhio a Torma, un altro lancio dei suoi, meno popolato del solito, considerato l'orario, si gioca alle 14:30, quindi in anticipo rispetto al canonico orario in cui si gioca qui al Palapanzini. Necessità logistiche e anche una richiesta d'anticipo da parte della Roma, spostato la gara appunto alle 14:30. Sestari avanza, palla centrale, Ghilardi di prima intenzione a liberare l'area, palla che termina fuori. Cecco Belli, lo scambio con Narcisi, ancora Narcisi, Bertè, poi Cortés, ancora la spagnola di Valladolid, palla laterale, Narcisi lotta con Grieco e Nicoletti, alla fine riesce a uscirne bene. Ritmi veloci in questi primi 4 minuti e 20 secondi dall'inizio della partita. Brunigna va in verticale, Ghilardi, palla deviata da Bertè,
rimessa per il Bitonto. Ora Ghilardi, Brunigna sbaglia, troppo corto il passaggio, riesce a recuperare Torma, Nicoletti dall'altra parte, poi Brunigna, l'assist per Grieco! Alessia Grieco, 1-0 Bitonto. Dal rischio enorme al ribaltamento e al gol dell'1-0, ha rischiato tanto il Bitonto con quel retropassaggio, Torma ne è uscita bene, poi l'idea di Brunigna, intelligente, precisa, Grieco con freddezza buca Sestari, fallo di Narcisi su Cenedese, calcio di punizione in favore del Bitonto. Grieco, Cenedese prova a prendersi questo pallone, è riuscita però ad agguantarlo Martin Cortés, palla vicina da Ceccarelli, da Cecobelli, ancora Cortés, palla profonda per Pratico, ha chiuso al volo Susi Nicoletti, rimessa laterale per la Roma con Cortés vicino da Cecobelli, palla che si ferma vicino alle gambe delle due giocatrici del Bitonto. Grieco prova a passare, palla fuori, dentro Brunigna, fuori Grieco, sbaglia qui in orizzontale la Roma con Narcisi, allora rimessa nella metà campo della Roma per il Bitonto. Ghilardi prova a pescare Cenedese, colpo di testa di Martin Cortés. Ancora Bitonto con Brunigna, Marcon, poi Ghilardi, in area Ghilardi chiede la trattenuta e il fallo, protesta l'ex kick-off. E l'arbitro è da spiegarle. Dall'altra parte Roma con Elisa Narcisi, ha provato a mettere il pallone dentro, rimessa laterale per la Roma, c'è stato l'ultimo tocco di Ghilardi, si avvicina Praticolo, scambio con Cortés, ancora Cortés, esce Torma sui piedi della spagnola, facile per l'ungherese, dall'altra parte Cenedese, occhio alla corsa della numero 8, in uscita Sestari, bloccare l'azione del Bitonto. Narcisi, Pratico, Cecobelli, supera Brunigna, dentro Cecobelli, aveva spazio davanti, riparte il Bitonto con Nicoletti, provato l'imbeccata in verticale, facile per Anna Carolina Sestari, ancora Roma. Dall'altra parte Cenedese ruba il pallone a Praticò, Cortés insiste per la Roma, Cecobelli, poi il tiro di Narcisi smorzato, deviato, arriva lento dalle parti di Torma che poi sbaglia il rilancio con le mani. Vanelli prova il diagonale, grande riflesso di Torma,
con il braccio destro impatta la conclusione della giocatrice giallorossa. Roma che rimane nella metacampo del Bitonto, si fa vedere intanto Neroni dall'altra parte, va Gabi Vanelli con una conclusione da rimessa laterale, palla fuori, non devia nessuno il pallone e c'è il time out chiamato dalla panchina del Bitonto. 12:52 da giocare, ancora 0-0, non si sblocca il punteggio, ma è una bella gara quella che stiamo guardando questo pomeriggio. Quindi con il 1-0, pardon, scusate, 1-0 per il Bitonto, la rete siglata da Grieco. Una gara appunto sbloccata dalla grande ripartenza del Bitonto, che aveva rischiato su quel retropassaggio gestito bene da Torma, palla che è arrivata dall'altra parte. Brava Brunigna a servire Grieco, che ha siglato appunto l'1-0, il vantaggio del Bitonto. E Bitonto che riparte da Lilla Torma. Brunigna, Nicoletti, Cenedese, ancora Nicoletti, Di Vincenzo, anticipata Brunigna da Neroni, però non riesce a controllare nell'impeto della corsa il pallone. Torma, Brunigna in verticale per Nicoletti, che passa alla Roma. Vanelli, Brunigna al volo, poi Cortés, ancora Vanelli, Neroni, Cortés, ancora Neroni, Cortés, Bertè, lotta Cenedese, l'ultimo pallone è stato toccato da Adrieli Bertè. Allora Bitonto che torna in possesso con Torma che va in verticale alla ricerca di Alexandra Di Vincenzo, riesce ad agguantare il pallone la numero 21. Bertè, ancora un pallone in verticale verso Neroni, Cenedese prova a passare Cenedese, tiene il pallone in campo, vince il doppio contrasto, ancora Cenedese, tiene a distanza Neroni, Cenedese riesce anche a spostare il pallone, poi l'ultimo tocco di Gabi Vanelli sul passaggio di Vincenzo. Nicoletti, le tocca il pallone Narcisi. Rimessa per il Bitonto, siamo quasi alla metà di questo primo tempo che vede il Bitonto in vantaggio, 1-0, gol di Grieco. Ancora Alessia Grieco. Pallone non passa. Vanelli. Narcisi, Neroni, ancora Narcisi, Gabi Vanelli, Narcisi, la pressione di Cenedese, Narcisi resiste, va da Neroni, Vanelli, Grieco vince il duello, ma perde il pallone, Neroni, Sestari chiamata in causa. Poi sbaglia Sestari di prima Di Vincenzo, palla
di poco fuori, ha rischiato tanto qui la Roma. Vanelli, Ghilardi la tiene, ancora Gabi Stumer, Vanelli, Narcisi, poi Bertè, Pratico, ancora Bertè, palla in verticale di Vincenzo con Grieco, Ghilardi, l'ultimo tocco è di, ci era sembrato di Vanelli, l'arbitro assegna la rimessa alla Roma. Cecco-Belli, Pratico, ancora Pratico, palla centrale, facile per Torma, Grieco verso Ghilardi, la palla passa a Grieco, Nicoletti di prima cerca Ghilardi, il lancio lungo del capitano che non trova fortuna. 9:40 ancora da giocare, siamo oltre la metà del primo tempo. Narcisi, Pratico sbaglia, Ghilardi, Torma, sbaglia Torma e la Roma pareggia con Pratico. Pareggio della Roma con Pratico che sfrutta l'errore andando in pressione di Torma, subito rincuorata dalle compagne di squadra. 1-1 pareggia la formazione giallorossa, ancora Pratico, poi Bertè, Cenedese recupera un pallone importante, va a sinistra da Grieco, Grieco sul palo più vicino, palla fuori, applausi del pubblico. Bertè, Narcisi, Cecco-Belli, Pratico tiene il pallone, ancora Cecco-Belli, Narcisi, Bertè prova a superare Cenedese, poi Grieco, Cenedese, Grieco non si leggono, pallone di ritorno di Cenedese, finisce alla Roma che ora con Cortessa, manovra, Bertè, Cecco-Belli, Bertè, Narcisi subito verso Cecco-Belli, palla che arriva facile da Torma, Cenedese, Grieco, Ghilardi, la pressione della Roma, Cecco-Belli, suo ultimo tocco, la rimessa laterale ancora per il Bitonto. Alessia Grieco, Greta Ghilardi, poi Carolina Cenedese, ancora Ghilardi, non si intende con Marcon, Brunigna, Marcon, palla che termina fuori, Vanelli, Grieco, c'è il fallo, secondo fallo della Roma, fallo di Gabi Vanelli. L'ex kick-off, Vanelli poi passata alla Falconara nella scorsa stagione, Bruna, Marcon ancora va con il mancino, Brunigna, palla deviata, raccoglie Sestari, Cortés, Vanelli, Cecco-Belli, ora Vanelli accorcia Brunigna, di testa Cecco-Belli, Vanelli,
poi Cortés, Ghilardi, un po' di confusione, Grieco prova a portare ordine, dietro con Torma, Ghilardi sbaglia ancora il Bitonto, poi il tiro di Cortés, la risposta di Torma, e ancora un errore del Bitonto in fase di uscita. Cenedese pressata da Gabi Vanelli, alla fine doppio intervento di Torma che salva il Bitonto. Un po' si rifà dall'errore di qualche minuto prima. Ghilardi, poi Grieco, si è fatto male, credo c'è Cobelli, lei la numero 4. C'è un colpo del pallone, intanto Vanelli, il pallone cenedese, riparte Brunegna col mancino, Brunegna, Sestari si difende bene con i piedi, buona la ripartenza di Brunegna, poi Grieco cerca di accentrarsi, la collaborazione con Cenedese, poi Ghilardi prova a superare Bertè, chiede il fallo il Bitonto per l'intervento sul Cenedese. 6-0-8 ancora da giocare, 1-1 il punteggio, il pareggio di Praticò, sbaglia anche la Roma, rimedia però Bertè, poi Vanelli. Il motore della Roma va vicino da Bertè cerca Cortés, non riesce ad agguantare il pallone cenedese dopo aver vinto il duello con Bertè Adrieli, rimessa laterale per la Roma che subito la gioca. Neroni per Cortés, si fa vedere Narcisi, palla lunga per la giocatrice Umbra. Grieco cerca l'aggancio, riesce a portare giù il pallone, Cortés, Bertè, Narcisi, ancora Cortés, Brunigna ferma l'azione di Martin Cortés. Roma che rimane nella metà campo del Bitonto, rimessa laterale dall'altra parte con Bertè che va da Narcisi, Cortés si va a vedere dietro, il pallone per Anna Carolina Sestari. Ultimi 5 minuti, palla morbida di Sestari verso Cortés, Torma con le mani sui piedi di Brunigna, dentro il pallone, non ci arriva Grieco, palla fuori, Brunigna con la suola, poi il tiro di Ghilardi col mancino, arriva lento da Sestari, parte la Roma, Brunigna su Cortés, messa laterale per le ragazze di Sely Gagliardo. Praticò, palla fuori, Sely Gagliardo che è stata una importante avversaria del Bitonto, finali di 2 anni fa con il Tiki Taka, finali scudetto, portate a casa dalla formazione nero-verde a Bari. Praticò, poi Di Vincenzo
Vincenzo, va Cenedese che mette un po' in difficoltà Sestari, costretta al doppio intervento, alla respinta. Nicoletti, poi Ghilardi, Nicoletti, la giocata, va in profondità Ghilardi, vince il duello, poi Sestari, va giù Cortés intanto, mette palla fuori Sestari, lo scontro credo ginocchio e ginocchio tra o comunque coscia con il ginocchio di Ghilardi, quindi esce dal campo Cortés. E Di Vincenzo restituisce il pallone alle romane. 3:32 ancora da giocare, 1-1 il punteggio qui al Palapansini, ricordiamo giornata numero 7 prima della lunga pausa nazionale, lunga pausa mondiale. Palla di prima di Neroni che termina sull'esterno della rete, e allora Ghilardi sbaglia, Ghilardi però rimedia, va a riprendersi il pallone Ghilardi, calcia addosso a Neroni, Bertè, ancora Ghilardi, riesce a tenere il pallone in campo, Nicoletti prova a dribblare Neroni, Alessandro Di Vincenzo tiene il pallone in campo, Ceccobelli, ancora Ceccobelli, l'arbitro assegna la rimessa alla Roma. Cortés, anzi Bertè, calcia, palla deviata. Prima però c'è il time out chiamato da Seri Gaiardo. A 2:59, 3 minuti praticamente alla chiusura del primo tempo, una gara tutto sommato godibile, quella tra Bitonto e Roma, due squadre che sono lì dietro il CMB, 15 punti la Roma, 16 con quello attuale, 14 il Bitonto con quello attuale. Tiki-taka a un punto, Tiki-taka protagonista di una grande rimonta nelle ultime giornate. Non era partita bene la squadra dell'ex allenatore del Bitonto Marzoli, ora sembra aver ritrovato la sua dimensione. E al rientro il Bitonto il 14 dicembre, quindi tra oltre un mese giocherà contro il Falconara, altra squadra dei quartieri alti del campionato della Serie A femminile. Si torna a giocare, finito il time out, squadra di nuovo in campo, Vanelli si riposiziona sul punto di battuta, pronto a sfruttare questo corner Vanelli, poi arriva Pratico, Bertè pressata da Nicoletti, c'è la rimessa per il Bitonto. Grieco, poi c'è Cobelli, Neroni, c'è credo il fallo. Infatti eccolo lì, aggiunto sul tabellone, primo fallo per il Bitonto in questa partita. Subito il pallone è tornato in gioco, non sfruttato. Tanto dentro anche Kika Buquicchio, una
delle tante giovani a disposizione del tecnico Dino Guarino. Buquicchio prova a contrastare Neroni, palla sull'esterno per Bertè, rimessa laterale per il Bitonto. Torna Cenedese, la palla è uscita, poi Vanelli, Nicoletti, buono il pallone per Greco col mancino, palla vicinissima al palo, guarda Greco che forse se l'è vista arrivare all'improvviso, pallone che è riuscita a controllare di qualche centimetro, palla fuori, occasionissima per Greco che ora ci riprova, ancora su quel palo, ancora fuori il pallone, questa volta un po' più ampia la misura, ma seconda occasione nel giro di pochi secondi per il Bitonto e per Alessia Greco, già autrice del gol dell'1-0, del momentaneo 1-0. Narcisi sbaglia il passaggio in verticale, rimessa per il Bitonto. Torma, palla buona per Nicoletti, che bel piede a Torma, di poco anticipata, poi Brunegna, Greco, recupera il pallone Narcisi, riparte la Roma, Narcisi, palla Nicoletti, poi Brunegna prova a tenere il pallone in campo, Narcisi non ci riesce, la rimessa per il Bitonto. Greco, Ghilardi, Nicoletti, palla dentro, poi Pratico, palla deviata da Greco, la rimessa credo sia per il Bitonto. 57 secondi ancora da giocare, gli ultimi scampoli di questo bel primo tempo, calcia Ghilardi, poi Nicoletti sul secondo tentativo, non riesce a imprimere forza al pallone Susi Nicoletti. Vanelli intanto per la Roma, Bertè, anzi Cortes, poi Vanelli, ora Praticò, chiusa da Brunegna, rimessa per la Roma. Vanelli inciampa sul pallone, riesce a recuperarlo e a passare a Martin Cortes. Ancora Vanelli cerca la possibilità di sprintare lì a destra, palla termina fuori, messa laterale per il Bitonto. Lì la Torma, palla per Brunigna, calcia Brunigna, ancora Bitonto, Brunigna per Nicoletti, ha spazio Nicoletti, che risposta di Anna Carolina Sestari, secondi ancora da giocare, tanto ferma Gabi Vanelli. Si è rialzata
Capivanelli, palla dentro Nicoletti, la tiene Verte per il pallone della Roma che va con Narcisi. Vanelli finisce il primo tempo. Bitonto 1, Roma 1, il gol di Grieco per il Bitonto e Praticò per la Roma. Noi ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo della partita.
Siamo tornati in campo, siamo tornati a raccontare Bitonto Roma, 1-1 il punteggio con le reti di Grieco e di Pratico. E ora altri 20 minuti per il big match della giornata numero 7. Primo pallone sprecato dalla Roma, la rimessa è per il Bitonto con Brunigna, si riparte con Torma, poi Brunigna, Ghilardi, Nicoletti e Greco che ora aggancia il pallone! Ancora lei, ancora Alessia Greco, 2-1. Gol speciali per Alessia Greco, intanto occhio a Vanelli, Brunigna nel duello la spinge, c'è il calcio di punizione in favore della Roma. Dicevamo gol speciali per Alessia Greco, lei cresciuta nella Lazio, ha giocato diverse stagioni in maglia bianco-celeste. 2 gol per quello che probabilmente per lei è un derby. Intanto Bertè, palla centrale, la ferma Brunigna, ancora Bertè, rimane lì la Roma, calcia Vanelli. Tiro interessante di Gabi Vanelli che termina di poco alto sulla traversa. Brunigna con l'esterno, palla che termina fuori, tanto ultimo tocco Bitonto, Vanelli dietro per Sestari, torna avanti il Bitonto, Carolina Anna Sestari va al cerchio di centrocampo, poi alza il pallone, Bertè lo mette giù. Palla per Narcisi, duello con Greco, Narcisi lo vince, ancora Narcisi, va giù il fallo di Nicoletti, calcio di rigore per la Roma, proteste da parte di Nicoletti. Chiedono probabilmente all'arbitro, dicono all'arbitro che il fallo è cominciato all'esterno dell'area, però per il signor Sgueglia di Finale Emilia idee chiare, calcio di rigore in favore della Roma. C'è Bertè contro Lilla Torma, forse no, Narcisi, vediamo chi va a calciare. Parte Bertè, calcia Bertè, 2-2, subito il pareggio della Roma con Bertè Adrieli, tiro potente angolato e la Roma la riacciuffa in poco meno di un minuto. Ghilardi sbaglia, la rimessa è per la Roma. Narcisi, Pratico, fermata da Nicoletti, Vanelli, ancora Vanelli, Bertè con la spalla Brunigna, poi Pratico, Ghilardi, ancora Nicoletti, ultimo tocco. Sì, Nicoletti, rimessa laterale per le ragazze di Seli Gagliardo. Vanelli, il pallone che arriva sul piede di Pratico, sempre lì
sotto porta, palla è terminata oltre la linea laterale. Torma, il Bitonto può ripartire con il portiere ungherese che concede di fatto il calcio di punizione alla Roma. Passati 5 secondi. Bertè, Gabi Vanelli, poi Bertè sui piedi di Grieco, arriva Praticò alle spalle di Grieco che non aveva sentito il richiamo di Nicoletti dell'arrivo della calcettista di Reggio Calabria. Gabi Vanelli, palla toccata da Brunigna, rimessa laterale. Bertè a spazio, calcia coi piedi Torma, allontana Ghilardi, in difficoltà ora il Bitonto. Ancora Gabi Vanelli, la sgroppata di Vanelli, palla al centro, Grieco, buono lo stop, poi Nicoletti, pressione molto alta della Roma che costringe l'errore il Bitonto. Ancora possesso per le ragazze di Gagliardo. Ceccobelli, Sestari, Ceccobelli, Cortés dentro il pallone, Brunigna, poi Grieco, la ripartenza del Bitonto coi piedi Sestari, ancora Grieco, il duello lo vince Praticò. Buono il pallone per Cortés che prova a superare Brunigna, c'è il fallo di Brunigna Marcon, calcio di punizione, il secondo fallo del Bitonto, calcio di punizione per la Roma. Palla di Sestari, palla deviata, ancora Roma con Gabi Vanelli, Narcisi, anzi è Neroni, ultimo tocco credo di Vanelli, rimessa laterale per il Bitonto. Nicoletti, Ghilardi, Torma sbaglia, c'è Cabelli, poi Neroni, palla calciata da Neroni, termina out. Bitonto che prova a uscire dalla propria metà campo ma non ci riesce, la pressione della Roma. Ghilardi, palla lontana, Bertè. 2-2 il punteggio, passati i primi 4 minuti di questo secondo tempo. Neroni, poi Nicoletti, ancora Neroni, Nicoletti, Ghilardi verso Di Vincenzo, Di Vincenzo tocca per Cenedese, non si intendono Di Vincenzo Cenedese, Neroni va giù, calcio di punizione per il Bitonto, fallo di Neroni che poi viene ammonita da Simone Di Napoli.
Nicoletti sbaglia il controllo, Cecobelli, Bertè. Sestari, ancora Neroni che prova a girare al centro. Palla deviata, Cecobelli calcia benissimo, palla termina lontano dallo specchio della porta. Cenedese, Di Vincenzo, duello con Cortés, recupera il pallone la Roma, più in palla adesso rispetto al Bitonto. Bertè, ancora l'1-2 con Cortés, Bertè cerca spazio, si frappone Di Vincenzo che riesce immolandosi a deviare il pallone, sarà corner per la Roma. Primi 5 minuti trascorsi, 2-2 il punteggio, palla dietro Narcisi, anzi era Neroni, calcio Cecobelli, ancora imprecisa, palla alta sulla traversa. Villa Torma con le mani, va da Grieco, assist perfetto, la traversa di Grieco, poteva essere un gol meraviglioso, rinvio telecomandato sul piede di Grieco che riesce a coordinarsi e a calciare, becca però la traversa. Cortés, Sestari, palla lunga col petto, Nicoletti cerca ancora Grieco che allunga la gamba destra alla ricerca del pallone. Troppo lungo. Bertè, Nicoletti riconquista il pallone, ancora Nicoletti. Prova ad andare di forza Nicoletti, c'è il fallo. E il giallo. Praticò fallo della Roma, il secondo, il giallo per Silvia Praticò. Va Grieco dentro Bertè, poi allontana la Roma. Torma con le mani, va da Cenedese. Cenedese ha 3 giocatrici della Roma su di lei, prova a spuntarla, ma alla fine, grazie anche all'aiuto di Praticò, la Roma recupera il pallone. Bertè, Martin Cortés, ancora Bertè di prima verso Narcisi. Passaggio impreciso, poi Nicoletti per il Bitonto. Narcisi riconquista il pallone, Grieco di prima Cenedese, riparte la Roma che ruba il pallone. Narcisi, Cortés, fuori Brunigna. Dentro il pallone Nicoletti, Brunigna segue il pallone Narcisi, lo tiene in campo. Sestari alza la testa e cerca la porta, pallone che scende, non abbastanza, rimessa dal fondo per il Bitonto. Brunigna, palla per Greco, Brunigna
con un po' di difficoltà. Cenedese recupera la Roma, la scivolata di Brunegna, regolare, poi praticò su Grieco. Gara anche molto muscolare, nel frattempo c'è bisogno di asciugare il parquet. (12:54) ancora da giocare, sono trascorsi 7 minuti, 2-2 il punteggio e continua a essere molto molto godibile la gara tra il Bitonto e la Roma. Anna Carolina Sestari, Pratico, pallone di ritorno per Sestari, Pratico, Cortés, ancora Cortés, Pratico, supera Grieco, Pratico, chiude bene Torma, Vanelli, torna lì davanti la Roma, Cortés, Narcisi, Vanelli, chiusa da Greco, 2 contro 1, palla per Cenedese, troppo lunga, la palla per Carolina Cenedese. Riparte la Roma, Cortés, Vanelli, Cortés, presa Ghilardi, Sestari, sbaglia il rilancio, la rimessa per il Bitonto, ma c'è il time out chiamato da Dino Guarino. A 11:30 dalla chiusura della gara il Bitonto e la Roma sono sul 2-2. Nel secondo tempo sono arrivati i gol prima di Grieco e poi il rigore concesso dal signor Sgueglia di Finale Emilia, realizzato da Adrieli Bertè. Poco dopo Bitonto, vicino al gol del 3-2, ancora con Grieco, un bellissimo e calibratissimo passaggio con le mani, rilancio con le mani di Lilla Torma. Al volo Grieco ha centrato la traversa. Arriva la sirena, si torna in campo. Rimessa laterale che verrà battuta dal Bitonto con Alessia Grieco che va da Brunigna, poi Ghilardi, Bertè riconquista il pallone, no, la rimessa è per il Bitonto. Ghilardi, Torma, pallone verso Cenedese, pallone troppo lungo questa volta, c'è Cecobelli, poi
Gabi Vanelli non riesce a indirizzare il pallone verso l'area Ceccobelli. Rimessa per il Bitonto. Ghilardi anticipato da Bertè. Vanelli a destra c'è Neroni, può servirla Vanelli, il tocco di Brunigna molto preziosa in fase di ripiego. La brasiliana ex Molfetta. Bertè, Neroni tocca, la palla è per il Bitonto. Cenedese, buono il passaggio per Brunigna, l'ha vista con la coda dell'occhio, è partita Brunigna, calciato sul primo palo, brava anche Anna Carolina Sestari a non farsi sorprendere dalla conclusione di prima intenzione di Brunigna. Serve ancora una passata per asciugare il parquet. Ora si può riprendere. Si coordina Ghilardi, la corsa tra Neroni e Ghilardi, e intervento di Ghilardi che trattiene per i capelli Neroni, lanciata a rete. C'è il rosso per Ghilardi, giallo anche per Grieco per proteste. E allora Bitonto con una giocatrice in meno. Espulsa Ghilardi, che ha trattenuto per i capelli Neroni. Tanto è il fallo numero 3 del Bitonto. Abbiamo unità anche per la protesta Alessia Greco. Calcio di punizione per la Roma. Bertè. Poi Vanelli, ancora Bertè. Il momento più difficile per il Bitonto. Ancora Bertè, poi prova Ceccobelli, la chiusura di Nicoletti. Bertè, Cortés, Vanelli. Le scava il pallone dai piedi Nicoletti, insiste la Roma. Bertè, Vanelli, ancora Bertè, Vanelli, palla dentro sul primo palo, Torma attenta, insiste la Roma, 10 minuti sono passati. Bertè, Ceccobelli, Vanelli, Cortés, ancora Vanelli. Roma che prova con l'uomo in più a sfondare le linee del nero del Bitonto. Ceccobelli, ancora Vanelli, dentro il pallone e arriva il gol di Bertè. Doppietta per Adriele Bertè dopo il rigore. Il 3-2. Approfitta della giocatrice in più la Roma. Ora si torna in parità numerica. Bertè,
doppietta per lei come Grieco. Ancora Vanelli, quarta rete in questo campionato di Bertè. Riesce a passare Vanelli, una delle protagoniste di questo match, sempre sul pezzo, Gabi Vanelli. Ancora Vanelli prova dalla distanza, che termina fuori. Ancora Roma, ci arriva Narcisi, Cenedese si avventura nel dribbling, poi l'ultimo tocco di Praticò copre Susi Nicoletti. Torma, Grieco lascia sfilare Cortés, Narcisi, ancora Narcisi, Bertè, Narcisi, Cortés, Narcisi, anzi Bertè, poi Praticò, Cenedese, palla fuori, chiede la trattenuta Cenedese, Cortés. Ghilardi salterà la gara del 14 dicembre contro Falconara. Intanto arriva il calcio di punizione per il Bitonto per 5 secondi trascorsi sul possesso di Sestari. Non ne approfitta la squadra di Guarino. Narcisi, Bertè, Cortés, Brunigna con la coscia, ancora Narcisi, Narcisi sul secondo tentativo, Torma arriva sul pallone, poi Grieco, pallone in campo, Susi Nicoletti, Cenedese, di prima Brunigna, pallone che si impenna, Cortés lascia uscire il pallone, Roma che torna in possesso, Cortés, Sestari, palla lunga, Cenedese, pallone vivo ancora, però Cortés con esperienza lascia a Sestari il pallone. 7-16 ancora da giocare. Vantaggio Roma con Bertè, recupera il pallone Brunigna, dall'altra parte c'è Cenedese, Brunigna addosso a Sestari. Cortés, riparte la Roma. Vanelli, Bertè, la rimessa per il Bitonto, addosso a Bertè il pallone, Cenedese, Brunigna, Cenedese, ancora Carolina Cenedese, la tiene Vanelli, poi Grieco, dall'altra parte Nicoletti, pallone che arriva puntuale dalle parti di Susi Nicoletti, Cenedese dietro, chiama in causa Torma. Torma prova, stavolta senza successo, la porta, Ceccobelli, Cortés, Gabi Vanelli, Ceccobelli, Cortés, ancora Vanelli, calcia Vanelli, la risposta di Torma. Rimessa laterale per la Roma.
Vincenzo, Brunigna non trova la porta, sguarnita, era uscita dai pali Sestari. Vanelli, Cortessa, Narcisi, fa viaggiare il pallone Narcisi, la chiusura di Grieco su Vanelli. Neroni, Cecobelli, ancora Vanelli, chiude Nicoletti che tiene il pallone in campo, Neroni sbaglia, rimessa per il Bitonto. 5:23 ancora da giocare, punteggio fermo sul 3-2 per la Roma. Buquicchio, recupera la Roma, Vanelli, Nicoletti, poi Di Vincenzo ferma il pallone Neroni che va da Cecobelli, provato a servire dietro vicino Gabi Vanelli, non è riuscita a mirare bene. Riparte il Bitonto con Di Vincenzo, poi Nicoletti, Buquicchio, chiusa da Narcisi, la rimessa è per il Bitonto. Portiere di movimento per il Bitonto che prova a giocarsi l'uomo in più in fase di costruzione. Cenedese, ancora Brunigna, poi Nicoletti, Cenedese, Brunigna, Cenedese, Grieco, Nicoletti, addosso a Vanelli, corner per il Bitonto. Grieco, Nicoletti, Brunigna, calcio a Brunigna, il pallone rimane lì, poi Di Vincenzo, doppia parata di Carolina Sestari. Cenedese, insiste il Bitonto, Di Vincenzo sul primo palo, palla out, corner per il Bitonto. Cenedese, Brunigna, Grieco, ancora Brunigna, calcia col mancino, palla non molto distante dalla porta, poi con le mani Sestari, era rientrata Torma che ha lasciato sfilare. Dall'altra parte di testa Di Vincenzo, il suggerimento di Torma, rimessa dal fondo per il club giallo-rosso. 3:31 ancora da giocare, sempre avanti la Roma. Cortés, poi Bertè, va giù Narcisi, fallo su Narcisi, calcio di punizione, il quarto fallo per il Bitonto. No, non c'è il fallo, ma c'è la rimessa laterale, quindi rientriamo anche con il numero di falli. 3 i falli finora del Bitonto. Portiere di movimento subito gestito dalla Bitonto, torna tra i pali però Cenedese perché il possesso aveva riconquistato la Roma. Ancora Bitonto, ora si può spingere in avanti la brasiliana.
Cenedese, poi Grieco, a spazio Grieco, ancora Cenedese, calcio al volo, palla alta sulla traversa. C'è il time out chiamato da Seli Gaiardo in questa fase cruciale della partita. Bitonto che prova col portiere di movimento a cercare il pareggio e Roma invece che ovviamente prova a conservarlo, anche perché con un successo allungherebbe proprio sul Bitonto, andrebbe a 18 punti. Non perderebbe ovviamente contatto dal CMB. Roma che invece al rientro dopo il mondiale sarà di scena in casa contro il Montesilvano ultimo con un solo punto. Prova a spingere il Bitonto, il pubblico. Ancora 2 minuti e mezzo per le speranze della formazione di Dino Guarino. Brunigna riesce a passare, Brunigna, c'è il fallo sulla brasiliana, il giallo per Bertè, calcio di punizione per la formazione bitontina. 3 ora i falli della Roma. Calcio di punizione per il Bitonto. Nicoletti, Brunigna, Cenedese, Brunigna, Nicoletti, ancora Brunigna, sbaglia, allora calcia Neroni, palla deviata, subito rientra in porta Torma perché la Roma è lì nella metà campo del Bitonto. Bertè, Vanelli, Cortés, ancora Vanelli, poi Bertè, il lancio lungo per Neroni, di testa, provato il suggerimento sull'altro versante, ma non c'era nessuna giocatrice della Roma da quella parte. Di Vincenzo, Brunigna, Grieco, Nicoletti, ancora Brunigna, 90 secondi ancora da giocare, vicino alla fine della partita. Brunigna, Di Vincenzo, poi Nicoletti, prestato da Bertè, Brunigna, Grieco, ancora Brunigna, Cenedese, l'1-2, Brunigna, Bertè, palla deviata, correre ancora per il Bitonto, il possesso, Cenedese, Brunigna, Di Vincenzo, ancora Brunigna, siamo sotto il minuto, Di Vincenzo,
poi Nicoletti prova a superare Neroni, rimessa conquistata ancora dalla Bitonto, Grieco, Cenedese, 40 secondi, Grieco, Brunigna, Di Vincenzo, Grieco di prima, sbaglia Bertè e mette fuori, 27 secondi ancora da giocare, ultimi secondi prima della chiusura, alla disperata ricerca del pareggio il Bitonto. Grieco di prima, Cenedese, ancora Cenedese, Brunigna perde il pallone, allora Neroni, palla fuori, il possesso, questa volta è giallo-rosso, è Roma che ora proverà a gestire questo pallone. Invece no, pallone buttato dalle parti di Torma, poi Nicoletti mette giù la sfera, ancora Nicoletti, Brunigna, calcia Brunigna, facile per Sestari, arriva la sirena, la Roma espugna Giovinazzo, vince in casa del Bitonto 3-2, importante successo delle ragazze di Gaiardo, i gol, doppietta di Grieco per il Bitonto, doppietta amara per Grieco perché sono 3 i gol della Roma, doppietta di Bertè, gol di Pratico nel primo tempo. E allora noi ci risentiremo tra oltre un mese. Ora spazio al resto del turno della Serie A, poi il mondiale, il primo mondiale storico del calcio a 5 femminile. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.